Inferno in autostrada 31 all'altezza di Albettone, 2 incidenti uno dopo l'altro, diversi mezzi coinvolti, 2 auto si incendiano, 4 le vittime, 5 i feriti. Dopo Brugliano torna l'incubo rapine in villa nel Vicentino la notte scorsa, ladri in azione a Sossano, anziano immobilizzato, poi interviene il figlio che ha una colluttazione con i malviventi e li mette in fuga. Il Veneto ha la sua nuova legge elettorale, il testo licenziato dall'aula di Palazzo Ferrofini in pochi minuti prima delle 17, polemico il Movimento 5 Stelle, Win for Life per garantirsi poltrone, stipendi e potere. Gli è stato licenziato il sindacalista che aveva sollevato i problemi dell'hub di Conetta, la CISL annuncia l'intenzione di ricorrere in tribunale. Sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi delegati sindacali e rappresentanti della sicurezza delle aziende metalmeccaniche del Veneto hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale a Venezia. Registrati nelle ultime ore nuovi movimenti della storica frana di Tessine in Alpago che torna a far paura, sopralluogo oggi del CNR. Per la prima volta in Veneto l'ULSS 4 fornisce ai medici ed infermieri 200 fischietti per far fronte alle aggressioni negli ospedali in continuo aumento, la sperimentazione durerà 6 mesi. Buonasera, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete sentito dai titoli, quindi inferno in autostrada sulla Valdastico Sud, il bilancio è davvero drammatico, 4 morti, 5 feriti. Sentiamo. È mezzogiorno quando sulla Valdastico Sud esplode l'inferno. In A31 2 incidenti, uno di seguito all'altro in rapida successione. Il primo schianto avviene poco dopo il casello di Albettone e Barbarano in direzione Piovene Rocchette. Nello scontro tra 2 auto un uomo viene sbalzato fuori dalla sua macchina e appare subito gravissimo. Sul posto si precipitano l'elisoccorso, la polizia stradale e il personale dell'autostrada. I vigili del fuoco e i medici del 118 intervengono tempestivamente mentre si formano le prime code in autostrada. E proprio quando i soccorsi sono all'opera piomba un tir che centra le auto in colonna. Una violenta esplosione, poi il rogo. 3 vetture prendono fuoco, gli occupanti dell'ultima auto fuggono mentre nelle prime 2 macchine 3 persone restano intrappolate e muoiono carbonizzate. La Valdastico Sud viene chiusa, il traffico resta bloccato per ore. Intanto all'ospedale San Bortolo di Vicenza nel pomeriggio anche l'uomo sbalzato dalla sua auto non ce la fa e muore. Un bilancio tragico, 4 vittime, 5 feriti, un inferno scioccante, improvviso, imprevedibile. L'ultima sciagura della strada, chi l'ha vista, chi l'ha vissuta non la dimenticherà mai. E rimaniamo nel Vicentino con la cronaca perché c'è stata l'ennesima rapina in una villa, un anziano è stato rapinato ed il figlio picchiato, ora è caccia ai banditi. Assalto in villa, l'ultimo, l'ennesimo colpo di una criminalità scatenata. Tra le tranquille e silenziose campagne di Sossano sono le 2 di notte quando 3 banditi incappucciati penetrano nella casa di un vedovo 76enne. La bifamiliare non è isolata, ma la gang non ha scrupoli. In paese la gente dorme e anche la vittima dovrebbe essere a letto, invece il padrone di casa è sveglio e i banditi se lo ritrovano di fronte. I malviventi lo immobilizzano, parlano con accento dell'est, iniziano a cercare oggetti di valore, ma l'uomo riesce a urlare. Il figlio, che abita accanto, assessore conosciuto in paese, arriva in pochi istanti, sorprendendo i 3 banditi. Inizia uno scontro violento, l'uomo prova a difendersi, ma i malviventi lo picchiano col manico di un cacciavite. Poi in pochi istanti fuggono dileguandosi nella campagna, protetti dal buio. Non riescono a portare via niente, ma questa notte da incubo non è la prima e purtroppo non sarà l'ultima. Non conta l'orario, la criminalità può colpire sempre. Come sabato mattina a Brogliano, dove brucia ancora l'assalto lanciato dai banditi a un'altra villa abitata sempre da anziani. 2 nonni settantenni sequestrati con il nipotino di 11 mesi. Da Brogliano a Sossano, dall'Alto al Basso Vicentino, nel giro di poche ore, 2 rapine e 2 assalti criminali.
A Sossano la scorsa notte i carabinieri sono stati allertati quando ormai era tutto finito. Il figlio del 76enne è stato medicato all'ospedale di Noventa per le ferite riportate durante lo scontro violento con i malviventi. E gli è andata bene, poteva finire peggio se fossero stati armati. In questi casi le forze dell'ordine sconsigliano di intervenire direttamente e suggeriscono di chiamare il 112 o il 113 per un'azione tempestiva delle pattuglie. Ora è emergenza, Sossano è sotto l'assedio della delinquenza. La famiglia vittima dell'ultima rapina in 5 anni ha subito 18 colpi. Un'esplosione criminale di fronte alla quale le istituzioni, la giustizia, la politica sembrano impreparati. Un allarme da non sottovalutare. Tutti possiamo essere vittime, nessuno è al sicuro. Parlano padre e figlio dopo la rapina di questa notte nella loro casa, attimi di terrore e concitazioni in cui poteva davvero scapparci il morto. Io sono stato fortunato di non essere armato. Poteva scapparci il morto tranquillamente perché avevo tutto il tempo di farlo. E vedevo che mio papà stavano immobilizzando, lo stavano legando con del nastro adesivo tipo americano a una sedia di vimini nell'entrata dell'abitazione. Sì, ero già legato a metà, perché non riuscivano a terminare bene. E ci siamo azzuffati, si sono rivolti a me in 3 persone, io ho preso il primo, l'ho preso al collo e l'ho trascinato via, mentre il suo compagno, che era di una stazza anche importante perché era un po' più alto di me e anche più robusto, ha cominciato a picchiarmi al capo. Il più grosso, che era sulla destra, mentre io tenevo immobilizzato il primo, il secondo mi colpiva con dei pugni e impugnava qualcosa, un oggetto contundente. Presumo fosse un cacciavite dalla parte del manico, non del metallo, insomma. Sicuramente c'era un palo esterno, non so in che posizione, non so se era in macchina per aiutare gli altri a guadagnare la fuga, e io ne ho visti 3. Mi hanno gridato qualcosa contro e era sicuramente un accento dell'est. I tratti somatici erano caucasici, però erano persone travisate con passamontagna e berretti, quindi ho visto solo che erano di razza bianca, però sicuramente accento dell'est. Sei offeso nella tua intimità, nel tuo io, in tutto quello che puoi avere di caro, anche perché toccano tutte le tue cose. Potrebbe anche esserci il rischio che possano tornare. Ma io a questo punto direi di sì. La politica, con la formazione del nuovo esecutivo in attesa della decisione del presidente Mattarella, è già iniziato il toto ministri, diversi veneti che potrebbero far parte della squadra di governo. Il capo dello Stato Mattarella prende tempo e dopo aver incontrato ieri il leader pentastellato Di Maio e il segretario del Carroccio Salvini, per oggi ha convocato i presidenti di Camera e Senato. Dunque, per l'incarico di governo a Giuseppe Conte, il premier individuato da Movimento 5 Stelle e Carroccio, bisognerà attendere forse fino a domani. Intanto è partito il toto ministri, che coinvolge anche la nostra regione. Se il governatore Zaia ha ribadito ancora una volta di non avere nessuna intenzione di lasciare il Veneto per Roma, sono diversi i politici veneti che potrebbero essere pronti a fare le valigie. Per la nuova squadra di governo si fanno sempre più insistenti i nomi dei 5 Stelle D'Inca e Fraccaro e dei leghisti Fontana e Bitonci. Indiscrezioni al momento, ma tra sottosegretari e viceministri i ben informati dicono che sicuramente gli esponenti veneti non mancheranno nella capitale. Mentre cresce l'attesa per il varo del nuovo governo firmato Lega 5 Stelle a Venezia, il leghista Maurizio Conte recupera facsimili di banconote stampate nell'era Bossi che svelano curiosità e premonizioni. Nel servizio spicci e perplessità sul nuovo esecutivo nelle dichiarazioni raccolte a Palazzo Ferrofini. Sto guardando quello che era un cimelio del passato di una Lega che aveva nel cuore una divisione anche territoriale, sappiamo cosa vuol dire Padania, e quindi tentavano di dare anche un segnale stampando delle banconote ideali, quelle che potevano essere anche le ispirazioni della Lega dell'epoca.
Però guarda caso si chiamavano 5 leghe, quindi forse era una premonizione di quello che doveva essere il futuro, di un appunto gemellaggio tra i 5 Stelle e la Lega. Maurizio Conte arriva a Palazzo Ferrofini di prima mattina coi cimeli del Carroccio, del senatore Bossi, banconote a segni delle 5 leghe. Si fa per stemperare un po' il clima teso di queste ore, dice il consigliere della Lega che attende il varo del nuovo governo. Ed è sincero quando dice che il Paese ha bisogno di recuperare credibilità a livello europeo, soprattutto in campo economico. Sulle riforme punta il capogruppo dei pentastellati in regione, Jacopo Berti. Sicuramente delle manovre importanti per le aziende, riduzione delle tasse, abbiamo visto la lotta forte contro la legge Fornero, ovviamente l'autonomia che è un tema per noi importantissimo, ma dopodiché il Veneto deve tornare protagonista. Io ovviamente all'interno del 5 Stelle sto facendo la mia parte per portare avanti i temi che sono fondamentali per il nostro territorio. Preoccupati i consiglieri di quella sinistra che a Montecitorio siederà all'opposizione. Stiamo a vedere, ancora non c'è, quindi è inutile esprimere giudizi. Esprimo solo una preoccupazione per un dato politico, quello contenuto nel cosiddetto contratto, far calare le tasse nei confronti della parte più ricca del Paese significa inevitabilmente mettere le mani in tasca alla parte più povera e più debole del Paese. Non mi pare un buon inizio. Il Veneto ha la sua nuova legge elettorale, il testo licenziato dall'Aula di Palazzo Ferrofini pochi minuti prima delle 17, non senza l'affondo del Movimento 5 Stelle, Win for Life, per garantirsi poltrone, stipendi e potere. Sentiamo. Con 31 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto, il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge elettorale del Veneto. Le modifiche introdotte sono innanzitutto di carattere tecnico-giuridico, le consultazioni elettorali dovranno svolgersi in un unico giorno, la domenica anziché in 2 giornate. La parte più rilevante della proposta di modifica riguarda la previsione che alla coalizione regionale collegata al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta un premio di maggioranza del 60% al raggiungimento della soglia del 40%. Un ulteriore adeguamento riguarda l'introduzione della cosiddetta doppia preferenza di genere, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima. È una legge che si adegua a quello che accade già nelle altre regioni, dove chi vince con la legge del sindaco è il 60% del consiglio. Il sindaco ce l'ha in consiglio comunale, è giusto che i presidenti della regione ce l'abbiano in consiglio regionale. Fra le modifiche introdotte la revisione della disciplina delle incompatibilità con la rimozione dell'incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di consigliere regionale, mentre viene prevista a partire dalla prossima legislatura l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale e tra quella di assessore regionale esterno e quella di consigliere regionale. Ma sulla partita dei mandati il Consiglio ho scelto in piena autonomia, voi sapete come la penso io sul blocco dei mandati. Mi spiace che qualcuno vada a dire in giro che il Presidente governerà a vita, visto e considerato che non è vero, perché il Presidente ha blocco di 2 mandati a valere del 2015, così accade anche per gli assessori. Viene introdotto tra l'altro un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste per evitare condizioni di strumentale proliferazione di gruppi consigliari. Taglio anche del 50% al tetto di spesa per la campagna elettorale. Critiche pesanti dal Movimento 5 Stelle, ora alleato del governo nazionale, secondo cui la nuova legge elettorale regionale è un win for life che la Lega ha creato a sua immagine e somiglianza per potersi garantire poltrone, stipendi e potere senza limiti. E proprio il Movimento 5 Stelle, oggi forse volendo subito marcare la distanza della Lega in regione, nonostante gli accordi romani, ha scatenato il caos in aula Palazzo Ferrofini, quando il capogruppo Jacopo Berti, lamentando la prolungata assenza a suo dire del governatore Zaia, ha estratto una foto di Luca Zaia con il marchio di Chi l'ha visto. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha immediatamente sospeso la seduta. Autonomia fiscale parte dalla Marca la battaglia trasversale dei sindaci per il riconoscimento della dignità e dei comuni, ed è una battaglia che dalle rivendicazioni in piazza si trasferisce nelle aule giudiziarie. Sentiamo. È una battaglia che va portata avanti, se uno passa col rosso il vigile lo ferma e gli dà la multa e quindi lo educa, e noi stiamo educando lo Stato in questo modo.
Diffida lo Stato per ottenere i 24 milioni di euro del Fondo di solidarietà ingiustamente tagliati a 44 comuni della Marca e il nuovo ricorso al TAR la definiscono una battaglia epocale. I comuni trevigiani nel frattempo saliti a 50 dopo la vittoria al Consiglio di Stato che con una sentenza ha riconosciuto il diritto ai comuni ricorrenti di vedersi restituite le somme a credito. I sindaci mettono in campo 2 nuove iniziative legali per tutelare gli enti locali. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il motivo del ricorso relativo al ritardo con cui lo Stato ha emanato il riparto del fondo ben oltre il termine fissato per l'approvazione dei bilanci. Non si può minare la certezza sulle risorse disponibili. Un comune deve sapere all'inizio dell'anno quante risorse avrà a disposizione, se no non riesce più a programmare, quindi funzionerà male come comune, ma non per colpa del sindaco, ma per colpa dello Stato che gestisce in modo grossolano e sbagliato il sistema dei trasferimenti. Di qui la diffida allo Stato. Dopodiché, se non risponderanno a questa diffida, torneremo dal giudice di ottemperanza, è un giudizio molto breve e il giudice ci farà in modo di farci avere questi soldi, perché anche lo Stato deve rispettare le sentenze valgono per tutti. Ed il ricorso accolto per il 2017 verrà ripresentato per il 2018, perché il ritardo dello Stato, nonostante la sentenza del TAR, si è ripetuto. Non è solo una questione di tagli, è anche una questione di metodo. Non siamo in grado in questo momento di imbastire dei bilanci non avendo le cifre certe, questo assolutamente non va bene. Parte da Treviso un nuovo movimento dei sindaci trasversale agli schieramenti e ai colori politici degli amministratori che rivendicano la dignità e l'autonomia attribuita ai comuni dalla Costituzione. È una rivoluzione e questo significa che i diritti all'autonomia già riconosciuti dalla Carta Costituzionale, soprattutto sul piano finanziario, devono essere attuati e rispettati. È stato licenziato il sindacalista che aveva sollevato i problemi dell'hub di Conetta. La CISL annuncia l'intenzione di ricorrere in tribunale. Delle ispezioni, per esempio a Conetta o altre basi, spostano altri operatori di altre basi per venire lì. Cosa serve questo? A fare bella figura? Secondo me sì, secondo me sì. Poi appena finisce l'ispezione? Ritornano alla loro base. Era il 9 febbraio quando Aliou Camara, 49enne italo-senegalese, da anni in Italia, coordinatore dei mediatori linguistico-culturali alla base di Conetta e delegato CISL, esprimeva le sue perplessità sul sistema accoglienza profughi. 2 giorni prima la funzione pubblica della CISL aveva inviato una lettera denuncia al prefetto di Padova, sottolineando problematiche riscontrate a Conetta, vicende per le quali il sindacato chiamava in causa anche l'hub di Bagnoli di Sopra. Aliou Camara non lavora più per Edeco ed è un licenziamento che lascia perplesso il suo sindacato. Che una persona come lui, che ha sempre lavorato dalla Prandina a Conetta, ha sempre dimostrato correttezza. Il sindacato deve dire solo che grazie a colui che ha scoperchiato un sistema che aveva molte e che ha ancora molte criticità. Siamo convinti che questo tipo di accoglienza non sia in linea con i principi del nostro Paese, aggiunge Franco Maisto, che annuncia le prossime mosse della CISL. È stato scritto che non serviva più come lavoratore e potenzialmente attraverso un trasferimento poteva andare a finire in un centro minore. Secondo noi invece non c'è né giusta causa né giustificato motivo, tanto è vero che questa mattina abbiamo presentato una opposizione all'azienda per quanto riguarda questo licenziamento e se nei prossimi giorni non verrà reintegrato il lavoratore, dove appunto a Conetta svolgeva le proprie mansioni, noi avvieremo le vie giudiziarie, quindi presenteremo formale istanza al Tribunale di Padova. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Parliamo ora di sicurezza nei luoghi di lavoro dopo lo sciopero di venerdì scorso e l'apertura del tavolo istituzionale a Palazzo Balbi. Oggi delegati sindacali e rappresentanti della sicurezza delle aziende metalmeccaniche del Veneto hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale a Venezia. Non possiamo fermarci perché quotidianamente purtroppo accadono incidenti sul lavoro spesso anche mortali.
Sotto una pioggia battente in 500 fra delegati sindacali FIM, FIOM, WILM e rappresentanti della sicurezza delle aziende venete, Nutrita, la pattuglia di Electrolux, Fincantieri, Acciaierie Venete, hanno sfilato per le cali di Venezia, direzione Palazzo Ferrofini. Lì, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, il presidio si è protratto per tutta la durata dell'incontro con gli assessori al lavoro Elena Donazzan e alla salute Luca Coletto, perché adesso servono risposte concrete. Come metalmeccanici abbiamo proprio chiesto da tempo anche noi di discutere di ciò che succede nella nostra categoria, dell'infinita sequenza di incidenti che sta funestando il settore dei metalmeccanici. Le richieste al tavolo regionale, maggiore impegno delle istituzioni e un piano straordinario per rafforzare gli organismi di controllo e di vigilanza. Alle aziende a riattivare gli investimenti perché la sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere considerata un costo. Il tema è in assoluta emergenza, da salute e sicurezza, dobbiamo intervenire per avere più prevenzione nelle fabbriche e più formazione qualificata per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori, gli RLS. Dopo gli stati generali attivati dal Presidente Zaia, oggi focus sui settori della metalmeccanica, della siderurgia e della cantieristica per realizzare un piano straordinario per la sicurezza nei luoghi di lavoro. I tempi? Entro lunedì prossimo il Presidente Zaia ha chiesto a tutte le parti presenti ieri di far pervenire proposte operative e emendative del documento di base che è quello del sindacato. Con questo tavolo di oggi, quindi con il gruppo dei metalmeccanici, noi abbiamo deciso di aprire un tavolo molto operativo e molto tecnico perché vogliamo andare a mirare anche l'obiettivo. Al Ministro del Lavoro Poletti la Regione ha già presentato una proposta che prevede proprio la riorganizzazione in termini numerici degli SPISAL. Di assumere del personale in più, quindi andare a implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Quindi direi che la proposta potrebbe essere interessante, è stata accettata di buon grado dal Ministro Poletti. Per i sindacati un incontro significativo, tassello della grande mobilitazione che sabato prossimo culminerà con la manifestazione unitaria regionale a Padova. Questo è solo il primo passo perché spesso e volentieri non diamo continuità a queste cose, facciamo queste iniziative tra virgolette estemporanee laddove succede l'infortunio e dopo si spengono, a nostro modo di vedere, i riflettori da parte un po' di tutti. Serve un impegno costante sulla sicurezza, serve cambiare la cultura della sicurezza. Continuiamo con la cronaca. Dal Vicentino un ottantenne di Piovene Rocchetto, Giovanni Zordan, è morto dopo essersi tagliato accidentalmente un braccio con una sega circolare. L'uomo appassionato di bricolage e dell'arte del ferro battuto era intento a modellare dei pezzi di legno quando all'improvviso si è reciso il braccio. L'uomo in quel momento era solo in casa, non è riuscito quindi a chiamare i soccorsi, morendo dissanguato. Registrati nelle ultime ore nuovi movimenti della storica frana di Tessine in Alpago, sopralluoghi oggi del CNR, vediamo. Da qualche giorno abbiamo visto dei movimenti anomali su una parte di questa, ieri in modo particolare. La storica frana di Tessine in Alpago, nel comune di Chiese, torna a far paura. Negli ultimi giorni, nelle ultime ore, sono stati registrati movimenti che preoccupano e per questo stamane è stato fatto un sopralluogo degli esperti del CNR e del Genio Civile. Per verificare cosa sta succedendo di preciso e quali possono essere gli interventi di mitigazione del rischio. La frana di Tessina, con i suoi milioni di metri cubi di fango, inizia a muoversi negli anni 60, poi a cavallo tra la fine degli anni 90 e inizio 2000 che si fa più pericolosa, rendendo necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni. A metà anni 90 ci sono stati degli eventi molto importanti che sono stati arginati in maniera considerevole con degli interventi della Regione di drenaggio. Sono 9.476 le frane monitorate in Veneto, oltre a questa di Tessina sotto la lente di ingrandimento tra gli altri fenomeni di Cancia, Perarolo, Acquabona. Sappiamo che in montagna c'è la presenza di questi eventi e quindi è necessario fare di tutto per garantire al massimo la sicurezza dei cittadini, mitigando il rischio che può essere connesso a questi eventi. Per la prima volta in Veneto l'ULSS 4 Veneto Orientale utilizzerà in alcuni reparti fischietti in dotazione al personale ospedaliero per far fronte agli episodi di violenza sempre più in aumento nei nosocomi. È la
la prima azienda sanitaria veneta a sperimentarlo per far fronte agli episodi di violenza fisica e verbale che vede come vittime medici, infermieri e operatori degli ospedali. L'US 4 ha deciso di correre ai ripari e così insieme ai corsi di formazione doterà il personale ospedaliero di 200 fischietti che avranno un duplice scopo. Non solo di fermare, diciamo così, l'aggressione, di intimorire la persona che ti sta aggredendo verbalmente o fisicamente, ma anche quello di attrarre l'attenzione degli altri operatori. Nel 2016 sono stati 23 i casi di violenza denunciati, raddoppiati l'anno successivo, aggressioni verbali, spinte, schiaffi e pugni. Da un progressivo non riconoscimento del valore delle risorse sanitarie come elemento di forza sociale, di ricchezza sociale. La gente purtroppo scarica anche negli operatori sociosanitari fenomeni di stress che poi purtroppo a volte si traducono anche nella violenza. Per il momento l'utilizzo dei fischietti partirà in via sperimentale per 6 mesi nei reparti in cui sono stati segnalati più frequentemente episodi di aggressioni a medici ed infermieri. Le unità operative a maggior rischio sono l'unità operativa di psichiatria, il centro di salute mentale, il SERD, poi il consultorio familiare e tutte le unità operative dell'emergenza. Una volta terminato il periodo di sperimentazione verranno raccolte le opinioni degli operatori con l'obiettivo di estendere l'utilizzo dei fischietti a tutta l'ULSS 4, ma questo strumento deve andare di pari passo con un lavoro di sensibilizzazione e collaborazione. In questo momento di fragilità di tutte le persone, per assicurare che ci si lavori in collaborazione reciproca, una collaborazione tra paziente, familiari, altre persone care, operatori e anche l'istituzione. Siamo al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio Maristella Caldato, candidato sindaco Treviso Unica. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Migliora il tempo sul Triveneto dove a prevalere sarà il sole. Vediamo il dettaglio di mercoledì 23 maggio. Sul Veneto sarà bel tempo ovunque. Deciso miglioramento su tutta la regione con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi in aumento compresi tra 21 e 25 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui migliorerà ovunque salvo per residui piovaschi di debole intensità sul Triestino. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Diamo uno sguardo infine alla situazione prevista sul Trentino Alto Adige. Bel tempo con ampio soleggiamento al mattino, al massimo con poche nubi sparse. Nel pomeriggio tuttavia potrà verificarsi qualche acquazzone, ma migliorerà col passare delle ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, i valori massimi invece oscilleranno tra i 22 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per oggi è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.